zona più protetta in assoluto attorno all'isola di Mal di Ventre, questa è una zona A, la tutela integrale. Qui non si può fare nulla. No, non si può fare nulla. Però ci sono 2 persone in acqua. Sì. Che facciamo? Sono i collaboratori e multiamo, no? Sono i collaboratori dell'area marina protetta, loro lavorano al CNR di Oristano e stanno conducendo uno studio di monitoraggio su una specie particolare, Patella ferrugina. Siamo qui in particolar modo aggrappati a queste rocce per parlare di una specie di un mollusco che è endemico del Mediterraneo, eppure ormai la sua presenza è molto puntiforme, totalmente scomparso da quelle che sono le fasce costiere continentali francesi e italiane. Lo ritroviamo solo in 2 promontori che sono Piombino e Portofino, se non ricordo male, poi su alcune isole. Ecco, qui ancora c'è, sto parlando della Patella ferruginea. Sì, c'è, la condizione è un po' particolare perché grazie agli studi dell'Università di Sassari siamo riusciti a capire come questo esemplare rappresenti a Mal di Ventre una popolazione completamente distaccata geneticamente rispetto ad altre popolazioni, per esempio quella dell'asinara. Quindi la nostra attenzione si è focalizzata nel capire quanti organismi ci sono e valutare un pochino anche le dimensioni di questi organismi. Stefania, cosa avete trovato? Abbiamo trovato 2 patelle in questo scoglio, una più grande che supera i 6 cm ed è sicuramente una femmina perché questa specie cambia sesso al raggiungimento di una determinata taglia, oltre i 6 cm è una femmina, più piccole sono i maschi generalmente. Laboratorio per noi importante perché la patella è una specie a rischio di estinzione, è l'invertebrato più a rischio in tutto il Mediterraneo ed è rimasto in pochi siti del bacino occidentale. Perché è così importante la sua conservazione? È importante la sua conservazione per mantenere anche la biodiversità. È importante riuscire a conservare tutte e a capire l'importanza di tutte le specie nel proprio ambiente, quindi riuscire a salvarla, a conservarla è una priorità. Un cappone è l'ultimo pesce che abbiamo tirato su, quanti metri di rete? Circa, questo è il primo pesce, quasi un 500 metri di rete. 500 metri di rete. Francesco e Gioacchino, a bordo di questa barca da pesca di Torregrande, siamo esattamente a metà strada tra l'isola e lo scoglio. Questo è il risultato, insomma, di una giornata di lavoro, poi qualcos'altro nella cassetta che avete preso stamattina, ma quanto c'è là? Lì ci saranno 30 euro di pesce di valore. Sì, sono 2 o 3 scorfani, ho visto grandi, ma insomma veramente pochissima roba. L'unica cattura interessante sta nel frigo, sono 2 astici, 3 lagoste e una piccolina da ributtare perché è sotto misura, e questo è il lavoro di un giorno. Come mai avete pescato così poco? Perché non ce n'è. Non ce n'è. Non ce n'è, in più si è alzato il vento stamattina che un po' vi sta complicando la vita. Questo vento comporta anche nella pesca un po'. E un lungo viaggio fra l'altro, perché uscire da Torregrande per venire qua significa stare almeno 1 ora e mezza in navigazione. Sì, 1 ora e mezza a venire, 1 ora e mezza a ritornare. Quanti giorni l'anno riuscite a lavorare? Dipende. D'inverno aspettiamo le mareggiate. E che pesca fate con le mareggiate? Saraghi, orate, queste cose qui. Gli attrezzi utilizzati maggiormente, reti da posta? Sì, rete da posta. Nasse? No, noi non ne facciamo nasse. Avete visto che fatica abbiamo fatto a togliere dalla rete quello scorfano? Pensate al lavoro che hanno loro quando ne prendono tanti, anche perché Però, quando ne prendete tanti, veramente devo dire oggi pescata magra. Sì, magrissima. Pescatore da sempre? Sì, quasi. Perché quasi? No, sono da tanti anni. Com'è cambiato il lavoro? È in peggio, sempre in peggio, ogni anno è peggio. Ci sarà 50 euro di pesce, no 50, 100 euro massimo. 2 persone a bordo vuol dire 2 stipendi? Sì.
2 stipendi bisogna tagliare. Lui è un imbarcato? Sì. Giornate come oggi poi vanno compensate in qualche certo, modo. con qualche giornata discreta, diciamo. Ma purtroppo la maggior parte sono tutte così, Quali sono le zone di pesca qua attorno? Ma è qui, Catalano, diciamo, l'isola del Catalano, le secche. Ci aspettavamo qualcosa di più, sì. Certo, qualcosina almeno. Speriamo nei prossimi giorni. Prossime. La stagione speriamo che si riprenda un po', Siamo quasi al termine come stagione, quindi... Arriva a tutti voi, specialmente ai più piccoli. Il porto di Torregrande è il marina praticamente che serve Oristano, poi c'è un porto industriale, un marina abbastanza organizzato, 400 posti barca divisi in 2 bacini, una parte per il diporto, 150 invece le barche dedicate alla pesca che appunto fanno base in questo porticciolo, in questo marina. Barche fino a 30 metri a motore possono essere ospitate, hanno una ventina di posti per il transito, per le barche a vela invece 2,40 metri al pescaggio. Ve lo dico, vi dovesse capitare di passare da queste parti almeno vi potete regolare. Sappiate anche però che è un porto protetto da tutti i venti perché c'è la penisola del Sinis che lo ripara soprattutto dal mare, quello che qui dicono vivo. In questa stagione dell'anno si concentra anche l'attenzione delle forze dell'ordine. Quali sono le attività prevalenti che vi impegnano particolarmente? Senza ombra di dubbio la sicurezza è il nostro obiettivo principale. Con la squadra nautica sono poi le nostre volanti a mare in buona sostanza, perciò è un ufficio che è incardinato nella questura di Oristano, all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, così come le volanti fanno servizio a terra nella città e assicurano praticamente la sicurezza nella città, così le nostre volanti di mare assicurano la sicurezza sia nelle coste e sia chiaramente nelle aree demaniali marittime. A terra durante la stagione estiva come cambiano invece gli interventi, se cambiano? Dunque a terra chiaramente cambiano perché abbiamo un'affluenza di gente con un numero decisamente superiore. Un'attività perciò preventiva è assolutamente necessaria ai fini di un contrasto alla possibile attività criminale. Si accompagna chiaramente anche un'attività poi di tipo repressivo, è inutile negarlo. Anche perché luoghi, mi scusi se la interrompo, come Torregrande appunto, che è un piccolo centro, un quartiere, praticamente vedono il moltiplicarsi, quasi il decuplicarsi delle presenze. Se nel periodo invernale sono poche migliaia i residenti, poi durante l'estate c'è un sovraffollamento. Sì, noi abbiamo e prevediamo, almeno il questore di Oristano prevede sempre un potenziamento dell'attività costiera, però tenga presente che la nostra attività si sviluppa da Bosa a Portofrasca e viene bilanciata sia dall'attività costiera sia dalle squadre a mare. Molti impegnati a terra ma molto presenti anche sul mare con un'organizzazione aeronavale coordinata dalle questure. Senza ombra di dubbio l'ausilio che dà il reparto volo è fondamentale perché è un punto di vista che chiaramente da terra non possiamo avere, un raggio molto più ampio, però ripeto è importante il coordinamento in questo caso, perciò anche il reparto volo si coordina con la nostra sala operativa, con le pattuglie in terra e in mare, in modo da avere un rapporto sinergico e un controllo di ciò che è lo svolgimento di tutte le attività sia in mare che in terra in modo regolare.